Consegna, Fare io? consegna. Ecco qua. Questa struttura verrà dedicata alla cura dei pazienti con una patologia, anziani, con patologia psichiatrica stabilizzata e un centro diurno. E l'altro aspetto sempre importante è il recupero di questo immobile di pregio, un immobile dell'azienda che era inutilizzato e che tornerà a nuova vita e ovviamente arricchirà il patrimonio immobiliare dell'azienda. Quanti posti saranno possibili ottenere dalla riqualificazione? Sono previsti 16 posti letto di residenzialità e 10 posti letto di centro diurno. Oggi la consegna delle chiavi, quali i tempi per vedere operativo questo immobile? Beh, diciamo che grazie alla collaborazione con le istituzioni i tempi sono stati molto veloci, quindi contiamo di depositare gli esecutivi e i preventivi entro ottobre, di partire con il cantiere che prevede tempi di intervento di 14 mesi circa, speriamo di fare anche prima, quindi abbiamo almeno un annetto di lavori, ci vorranno tutti. Cosa è previsto che venga realizzato? Beh, ovviamente ci sono dei vincoli della sovrintendenza perché è una struttura protetta dalla sovrintendenza regionale, quindi dovremo rispettare certi vincoli. Nel progetto che depositeremo però prevediamo che di fare uno spazio esterno, un deoro, un pergolato, nel rispetto dei vincoli dell'ambiente che permetta di estendere per i fruitori anche la possibilità di godere degli spazi. Questa è un'opera frutto di una donazione, di un atto di generosità. Un atto di generosità con proprio dei fini specifici. Poi c'è stato un po' di dicerie, no, di paese in questi anni, se era stato lasciato al comune, invece è giusto così e per noi rappresenta veramente una grossissima soddisfazione. Soddisfazione perché diventerà veramente un polo importante per delle famiglie che hanno bisogno e da sindaco noi avremo anche una forte riqualificazione.